Un Veneto fragile dal punto di vista idrogeologico è quello che si è dimostrato negli ultimi anni e soprattutto dopo le violente alluvioni che hanno piegato intere comunità. Per questo per Maurizio Conte è necessario intervenire e in fretta. Come? Recuperando un progetto che nel Padovano, secondo lui, potrebbe davvero essere la soluzione. Innanzitutto l'avvio della fase progettuale dell'idrovia, che sicuramente è fondamentale come scolmatore delle piene di tutto il nodo idraulico di Padova. Un impegno da portare avanti, secondo Conte, mirando alle opportunità legate anche alla navigabilità interna. Dobbiamo coinvolgere proprio il porto di Venezia, l'interporto di Padova, ma l'obiettivo primario è proprio lo scolmatore, il canale scolmatore che diventa essenziale per poter ridurre le piene del Brenta, del Bacchiglione e quindi ridurre il rischio soprattutto di rotture arginali che abbiamo visto purtroppo cosa possono creare come rischio e soprattutto come danni. Già individuato il bacino da cui attingere per i finanziamenti. Ci sono sicuramente, guardando a quelli che sono le risorse in cassa centrale a Roma, di 1,3 miliardi che la Regione non può spendere col famoso patto di stabilità. Quindi è su questo che dovremo batterci come Regione, come amministrazione regionale, perché queste opere devono uscire dal patto di stabilità e poter spendere questi soldi.